Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora siamo di nuovo in diretta qui dallo stadio San Vito. In questo momento stanno acclamando Alan Bagley. Intanto vi faccio sentire la voce del vice allenatore Roberto Occhiuzzi. Roberto, che emozione. Vabbè, fantastico perché dietro, per chi come me è cresciuto in questo stadio sia da ragazzino e poi da calciatore, so cosa ci hanno tolto, cosa hanno tolto a quest'erba. Ci hanno tolto davvero tanto e volevo riprendermela ai tempi. C'era andato vicino e oggi ci sono in mezzo alla nostra gente, quindi questa è la cosa più bella, aver ridato alla nostra gente ciò che si merita. Ci sei riuscito da allenatore, sono passati 15 anni dalla Serie B. Sì, sono riuscito, l'ho inseguita a dir la verità, sempre, perché Cosenza è stata sempre la mia forza in più, è quella che mi ha aiutato a fare sempre ancora meglio il mio mestiere. Quindi per questa sera è una gioia immensa, una gioia che condivido con la famiglia, con la mia famiglia, con mio figlio, mia moglie e tutta la famiglia con Cosenza, che è una realtà fantastica. Quali sono le differenze da giocatore ad allenatore nella vittoria di un campionato? Da giocatore pensi quando entri in campo, quando ti alleni, da allenatore insieme ovviamente allo staff tecnico pensi 24 ore su 24 al problema Cosenza, perché devi stare attento in tutto e per tutto, pianificare tutto, studiare gli avversari, studiare noi stessi, stare attento all'ambiente, quindi dare giuste motivazioni all'ambiente, costruire allenamenti, quindi stai da calciatore, ti alleni, pensi a te stesso, giochi, pensi a te stesso. Da allenatore devi pensare a 3000 cose, quindi è quello il bello, anche nei ritiri, chi va a dormire presto, noi stiamo fino a notte fonda in sala riunioni a pensare a cosa deve fare il giorno dopo. Sono 24 ore di festeggiamenti, ci credevi da quando è arrivato Braga, ha preso questa squadra e poi c'è stata questa cavalcata vincente fino alla vittoria dei playoff a Pescara? Ci credevo perché ho detto a lui, mister, prendi in mano questa città. Prendi in mano questa città, ha bisogno di un uomo come te, perché lo conoscevo, poi più andavo avanti, più vedevo come faceva il suo lavoro, gli dicevo mister vai avanti, non guardare a niente, trascinaci, e quindi quello che poi riferivo ai ragazzi, fatevi trascinare da lui. Noi gli siamo stati da contorno, vicino, a cercare di pulirgli al meglio il suo lavoro, a dargli meno problemi, a fargli arrivare meno problemi, e ci ho sempre creduto. Poi dopo la vittoria nei playoff col Trapani, che per me era una delle squadre se non la più forte, ho detto noi vinciamo, andiamo in B. Al nostro staff ho detto questo. Ai ragazzi ogni sera dicevano noi siamo in B. Mi dicevano ma mister che dici? No, noi siamo in B, forse non l'avete capito. Ma questo perché rivedevo le nostre partite e mi accorgevo di quanto erano forti i nostri ragazzi. Senti, del pubblico tu lo conosci bene, le emozioni, e raccontaci magari qualche aneddoto, visto che il mister parla pochissimo, che cosa ha detto per vedere per le strade proprio tanta gente che lo acclamava? Il mister ha detto ci rendiamo conto cosa abbiamo combinato. E lui lo diceva sempre, noi dobbiamo ridare alla città, dobbiamo riaccendere questa città, questa provincia. Lo diceva sempre, io gli dicevo mister tu ancora non la conosci bene. No Robè, io la conoscevo comunque da avversario, conoscevo Cosenza, la riaccendiamo, mi faceva, sì mister guarda che ce la facciamo. Questo è stato il nostro pensiero, camminare oggi dentro Cosenza è stato stupendo, vedere i bambini che si affacciavano dai balconi, fantastico. Tra qualche settimana penseremo alla Serie B. Sì, ci pensiamo fra qualche settimana, adesso ci godiamo un po' di vacanza. Grazie. Avvicino qualche altro protagonista proprio di questa vittoria del campionato, raccontaci le tue emozioni. Tante, dopo una stagione per me difficilissima per tanti aspetti, sotto tanti aspetti, è arrivata una vittoria che io ci credevo dopo la prima partita col Matera, lo disse ai ragazzi, qualcuno si mise a ridere, però questa è una squadra di valori eccezionali
niente, diciamo che la ruota gira, si dice, e per me è stato così. Ripeto, dopo 6 mesi passati in un inferno, non per colpe mie ma per colpe di altri, ritrovarmi adesso a festeggiare un qualcosa che avevo perso 6 mesi fa senza rendermene conto è una grossa emozione. Adesso sta a me far vedere cosa so fare. Avete risposto alle critiche con questa vittoria del campionato? No, ma le critiche sono state sempre costruttive da parte di questa tifoseria, alla fine non ci hanno mai fatto mancare niente. La partita contro il Rende è stata, diciamo, dove abbiamo toccato il fondo, ma non dal punto di vista della prestazione come risultato. Per il resto è andata come stiamo vedendo oggi. Emozioni vedere tutto questo pubblico che vi acclama? Emozione bella perché l'ultima giornata col Trapani c'erano poche persone, c'era contestazione, rivedere uno stadio pieno è qualcosa di eccezionale. Adesso è Serie B. Sì, adesso ripeto, toccherà a me far vedere quello che so fare. Grazie. Sono con il dottor Costabile. Dottor Costabile, lei ha vissuto tantissime Serie B. Adesso questa vittoria del campionato, dopo 15 anni torna alla Serie B a Cosenza. Ce lo meritavamo? Sì, ce lo meritiamo. Questa è la terza promozione e se lo merita questo pubblico, perché secondo me forse non se l'aspettava nessuno. È stata un'impresa, una grande impresa, perché da dove siamo partiti. Però le vittorie sono sempre belle e questa città, questo pubblico e questa società se lo merita. Che similitudini con la vittoria del campionato in Serie B tantissimi anni fa? Ma il primo campionato con Di Marzio non vincevamo da 30 anni, quindi diciamo che siamo su questi livelli. L'altro, il secondo con Sonsogni, sempre bello, come ripeto, perché vincere è sempre bello, però eravamo retrocessi l'anno prima, quindi avevamo fatto diversi anni in Serie B, quindi è una situazione diversa. L'entusiasmo penso che derivi dal fatto che da troppo tempo, secondo me, il calcio che conta manca a questa città e a questo pubblico, quindi diciamo adesso è arrivato e ce lo godiamo. Grazie. Dottor Novello, parliamo di questa vittoria del campionato, una Serie B che mancava a Cosenza da 15 anni. Sì, sicuramente una grande soddisfazione, un qualcosa di importante per tutta la città, ritrovare il calcio importante a Cosenza, quale quello della Serie B, è sicuramente un qualcosa di emozionante, un qualcosa di importante per tutto e per tutti. Vedere questo pubblico oggi che acclama il Cosenza è come ritornare indietro, una Marcord. Ma Cosenza è storia, Cosenza rappresenta e rappresenterà un qualcosa di importante per tutti noi, per la provincia, per tutti i paesi della provincia, e quindi non c'è da meravigliarsi. Cosenza, ai momenti importanti, il nostro affettuoso pubblico non è mai mancato. Io vivo Cosenza da tantissimi anni e gli scontri importanti o le cose veramente che interessavano a qualcosa è sempre dimostrato di essere un pubblico maturo e una provincia matura. E adesso si riparte da questa Serie B? Bene, la Serie B si riparte, adesso ci riposiamo innanzitutto un po' perché abbiamo lavorato tanto, dietro le quinte si è lavorato tanto e in silenzio, attraversando anche qualche momento difficile, però superato con professionalità, rispetto dei ruoli ed educazione, quindi ringrazio la società, ringrazio lo staff medico e ringrazio tutti, veramente tutti. Grazie. Grazie a voi. Vediamo se sentiamo qualche altro protagonista. Siamo in diretta. Ciao. Guardate qua che cosa abbiamo creato, che cosa abbiamo fatto tutti assieme. Io dico sempre che la forza del gruppo è essere uniti, essere tutti assieme. Si è creato qualcosa di bello ed è bello, emozionante veramente. Pescara, raccontaci le emozioni di Pescara di ieri. Ma sono entrato alla fine, c'era già uno stadio che continuava a cantare, continuava a esultare. Siamo stati più bravi, è la verità, sono sincero. Parlo e agisco sempre con la pancia, quindi è stato fantastico vedere esultare
e spostare 10.000 persone a Pescara. È stata la festa comunque di tutti, sia chi ha giocato di più sia chi di meno. Sì, no, quello è. Penso che anche quelli che hanno giocato di meno abbiano dato grande competizione, è un gruppo fantastico e quindi c'è da riconfermare, penso, uno zoccolo duro. Adesso saranno le scelte del presidente, mister e un direttore. Siete entrati nella storia perché Cosenza aspettava questa Serie B da 15 anni. Sì, è vero, ho letto, ho sentito, ho visto video di qualche anno fa e è bello essere entrati nella storia e, come ho detto, portare tutta questa gente allo stadio. Grazie. Vediamo di ascoltare qualche altro protagonista. Nel frattempo vi farei vedere la torta proprio qui al centro del campo, una torta che penso taglieranno i calciatori del Cosenza Calcio. C'è una grandissima B e poi c'è scritto Forza Lupi, la vedete? È viva. Allora andiamo a sentire qualche altro protagonista qui proprio in mezzo al campo. Allora, siamo in diretta. Quanto è bello vincere il campionato, arrivare in Serie B? È un'emozione unica, è la prima volta a livello personale. Penso che per come era iniziata la stagione non se l'aspettava nessuno, però arrivati nei playoff ci abbiamo iniziato a credere, poi partita dopo partita siamo riusciti a creare un'impresa impossibile. Raccontaci le tue emozioni di Pescara. Pescara, partiamo proprio dalla fine. Ma secondo me ci è voluto un po' per capire quello che avevamo fatto, perché le emozioni subito non si riuscivano a lasciare andare, quindi è stato tutto veramente bello, bellissimo, davvero. Per quanto riguarda il pubblico, che cosa pensi? È un pubblico qua impressionante, che la gente vive per questo sport ed è un peccato quando le cose vanno male che magari c'è meno entusiasmo, però si può anche capire. Siete entrati nella storia perché siete riusciti dove altri hanno fallito. Sì, nel calcio ci vuole anche fortuna, ci vuole il gruppo giusto, l'allenatore giusto, tanti fattori, non contano solo i giocatori, solo i nomi, quindi quest'anno è andata bene secondo me perché ci sono amalgamate tante situazioni. Grazie. Proprio le immagini dei ragazzi, coppa in mano. Direttore, allora siamo in diretta su Ten. Allora, ci racconta le emozioni di questa vittoria del campionato? Emozioni indescrivibili, stupende. Io parto da quei 2 punti dopo 5 giornate e dal fatto che c'erano 27 squadre, alla fine siamo riusciti noi a spuntarla. Una squadra formidabile, una squadra che ha avuto in braglia l'artefice secondo me, ma che in effetti ha avuto un'organizzazione, anche persone che hanno lavorato dietro le quinte, che si sono veramente manifestate, persone eccezionali che si sono veramente dedicate alla causa. Una vittoria non solo della squadra ma di tutta la società, perché qual è il segreto?
e il segreto forse è quello di non avere una società pletorica, cioè con molti elementi. È un gruppo familiare, un gruppo di persone che collaborano in silenzio, magari non appaiono, non si mettono in mostra, però alla fine riusciamo ad ottenere i risultati, non c'è altra spiegazione. Poi un gruppo affiatatissimo, questo è stato il segreto della nostra vittoria. Una cavalcata vincente, è una domanda che ho fatto un po' a tutti, ci credeva all'inizio, il Braga ha preso proprio la squadra penultima in classifica? No, dico la verità, sapevo che la squadra era forte, io rilasciai un'intervista a fine dicembre dove dissi che la squadra contro le avversarie più quotate, Trapani, Catania, Lecce, se l'era sempre giocata, per cui confidavo in questa sorta di rivalsa della squadra poi nei playoff, perché purtroppo partendo male eravamo molto indietro e non potevamo recuperare, quindi ci siamo giocati tutte le chance in questi playoff e direi che ci è andato tutto quanto benissimo. L'anno prossimo sarà Serie B, ci saranno squadre blasonate come Palermo, Lecce, Foggia, Salernitana, Crotone retrocesso dalla Serie A. Sì, sarà una B stupenda, una B che a Cosenza mancava da 15 anni, quindi per noi diciamo è come un ritorno al passato e come abbiamo sempre fatto in B sicuramente non sfigureremo. Bellissimo andare a Venezia piuttosto che a Palermo, insomma trasferte bellissime, per cui speriamo di cavarcela bene, speriamo di fare un buon campionato. Direttore, parlando del pubblico, che cosa ne pensi? Fantastico o meraviglioso, non ci sono altre parole, perché basti dire che nella gara in casa l'ultima eravamo 20.000. Portare 10.000 persone a Pescara è stata un'impresa. Noi abbiamo ricevuto i complimenti, le congratulazioni da parte dei dirigenti massimi della Lega Pro e hanno detto veramente un bel vedere, è una comunità veramente fantastica. Poi oggi a questo ringraziamento alla squadra, a questi festeggiamenti, lo stadio è sgremito perché saremmo quasi 20.000. Per cui il pubblico fantastico e nei momenti decisivi è stato veramente il 12° uomo in campo. Grazie a lei, in bocca al lupo a tutti. Sono proprio in mezzo al campo e stanno alzando la coppa, vediamo proprio le immagini in diretta. Festa rosso-blu. Adesso i ragazzi faranno il giro del campo proprio con la coppa in mano. Andranno a salutare i tifosi che sono assiepati nei vari settori dello stadio San Vito Marulla e poi credo che arriveranno qui a centrocampo proprio a tagliare la torta dedicata a questa Serie B.
per festeggiare questa promozione storica, con l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per questa stagione, anche il personale della Cotoglia Rossa, gli steward che hanno prestato il servizio durante la stagione a San Marino di Manalulla. Tutti i ragazzi attorno al presidente della porta, vediamo di salutare il pubblico e poi raggiungiamo il presidente per il taglio della torta. Ci avviciniamo pure noi a bordo a centrocampo, scusate. Avviciniamo perché siamo al taglio della torta, forse. Tanto lo stadio vi diciamo che si sta svuotando. Il nostro Enzino Leonetti ci fa vedere proprio la torta che viene distribuita. Ok raga, siamo in diretta, raccontaci le tue emozioni. È inspiegabile perché non so cosa dirti. Da ieri non ho ancora dormito, non so. 24 ore di festeggiamento. Anche stasera penso che non dormo perché anche prima della partita per 3 giorni non ho dormito perché stavo già pensando avanti. Ora sono contento per tutto quello che abbiamo acquistato finora. Speriamo di fare un altro gran campionato prossimo anno. Tu sei arrivato a campionato in corsa, però insomma ti sei inserito bene in questo gruppo e siete riusciti a portare dopo 15 anni la Serie B a Cosenza. Il merito è per i tifosi e anche per i miei compagni perché sono stati bravi. Quando sono arrivato diciamo che avevo un po' di tempo ero in difficoltà e mi hanno aiutato e anche i tifosi hanno avuto tanta pazienza con me e alla fine sono riuscito a fare qualcosa, anche sono contento che siamo in B. Pensavi di arrivare a questa Serie B? Ci speravi all'inizio? All'inizio no, ma per dire la verità, all'inizio no, ma dopo quando abbiamo parlato tutti insieme abbiamo visto che abbiamo lo stesso obiettivo, allora abbiamo fatto tutto per arrivare dove siamo arrivati ora. Poi questo pubblico che anche adesso vi acclama. Spettacolo, spettacolo. Perché io non ho mai visto, sinceramente non ho mai visto un ambiente così, che i tifosi sono pronti per andare anche in trasferta più lunghissima, per stare vicino alla squadra. Per questo sono felicissimo a venire qua a giocare. Il futuro di Okereke? Quello non lo so, ora devo andare in vacanza e vediamo. Vediamo, non posso dire niente, ma... Mi piacerebbe rimanere? Sì, spero che posso tornare qua. Grazie. Allora, io vi ringrazio per averci seguito
Ringrazio ovviamente la parte tecnica, Luca Chito in regia, Enzo Leonetti e Francesco Leonetti e Mario Scarpelli che qui dallo stadio hanno seguito insieme a voi proprio questa diretta del Cosenza della festa rosso-blu. Grazie a tutti e la linea ritorna allo studio, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.